ma adesso vi ho appena registrato il video spesa, no, perché così sembra veramente... Vi ho appena registrato il video spesa, ma oltre a dover mettere via quella spesa, che per fortuna non è tanta, devo anche piegare gli asciugamani. Quindi prima di fare quel lavoro lì della spesa, io mi piego gli asciugamani, perché sono andata via di casa, avrei voluto piegarli, avrei anche potuto sinceramente, non ci avrei messo tanto, però siccome mi era venuto mal di pancia, ero dovuta andare al bagno, c'ero stata anche tanto e quindi avevamo perso già tanto tempo, io non volevo partire tardi da casa e quindi diciamo che per non perdere ulteriore tempo li ho lasciati là così, è che adesso si sono stropicciati tantissimo, che li avevo lasciati nella lavatrice. Vabbè, comunque ce ne sono alcuni che metto direttamente in bagno perché ci servono stasera, quindi lavati, asciugati e già da usare. Ecco, sempre per i nuovi iscritti, io sono la classica persona che non stira niente perché è una perdita di tempo, di corrente elettrica, ti viene mal di schiena, le spalle, tutto. Io non stiro. Lo facevo forse all'inizio più di 10 anni fa, stiravo un pochino, poi ho lasciato perdere. Basta, io non stiro più niente. È ora di comprare degli asciugamani anche nuovi. Questi diciamo che sono la maggior parte degli asciugamani che abbiamo, ce li avevano regalati i genitori di Franz quando eravamo venuti a convivere qua. E sono ancora quelli. Cioè, io di asciugamani nuovi ne ho presi ben pochi nella mia vita, perché sono ancora quelli. E si vede. Adesso vi faccio vedere perché dico così. Ecco. Ma al momento si usa questo. Oh. Comunque c'è anche da vedere questo aspetto. Bisogna comprare degli asciugamani nuovi perché effettivamente ce ne sono di rovinati e non poco. Ma sì, ma dai, insomma. L'importante è avere qualcosa da utilizzare per asciugarsi, poi che siano rovinati o meno, amen. Però insomma sì, sarebbe anche bello vedere le cose aggiustate, no? Ok. Comunque la lavasciuga è molto comoda per queste cose. Infatti io la utilizzo solo per... non la uso per i vestiti, la uso solo per gli asciugamani e alle volte le lenzuola, che sono le cose che ci stanno di più a asciugare alla fine. D'estate no, perché d'estate si mette di fuori la roba, si asciuga. Dipende però dal meteo, perché d'estate non sempre è bello qua, quindi dipende molto dal meteo. Però ecco, io la uso più che altro per questa roba qua, la roba più grossa. Se no secondo me è un po' consumare corrente per niente. Sì. Quando basta mettere un attimo all'aria se si può e si asciuga magari anche prima. Perché comunque tenete conto che la lavasciuga o comunque l'asciugatrice devono stare in funzione ore per poter asciugare. Quindi secondo me non conviene tanto. Beh, comunque la nostra bolletta non è mai aumentata, cioè nel senso, forse è anche un po' più bassa rispetto a una volta. No, forse no, perché i prezzi sono aumentati, quindi no, però non si vede questa gran differenza tra usare e non usare la lavasciuga. Quindi, boh, basta ragazzi. Questi li ho piegati, sicché posso mettere via la spesa. Ci vediamo prossimamente su questi schermi. Non so se in un altro vlog o se continuerò questo, non ne ho la più pallida idea. Comunque ci vedremo. Sempre per i nuovi iscritti, se mai vedranno questo pezzo di video, lo so che il muro è sporco e da imbiancare e sono anni che dico che è da imbiancare, ma ancora non è stato fatto. Io non voglio persone estranee in casa che fanno questo lavoro e quindi mi arrangio. Di solito sono io che imbianco, ma questa stanza non è mai stata imbiancata da quando abitiamo qua. Però mi rendo conto che sia
necessario farlo, giunti a questo punto, perché fa schifo, ma fa veramente schifo. Voi nei video non mi dite mai niente, perché sapete che io so che c'è questo lavoro da fare, però cioè vi autorizzo a dirmelo che fa schifo, davvero. A me fa schifo e non è bello da vedere nei video. Pepe, ehi, oh le coccoline. Ah sì, sì, le coccoline. Ecco, vado a mettere via la spesa. Però prima di mettere via la spesa, qui c'è un bue. In realtà la pappa ce l'aveva, però secondo me ne vuole ancora. Vabbè, a lui piace stare lì su quel pezzo di tappeto. Ah, che sonno. Bue? Curioso. Dai. Domenica mattina in montagna. Sembra una domenica di marzo. Sono gli uccellini che fanno un casino. Boh, comunque. Pepe, sono i cippi. Esatto. Ma sono là? Dove sono? Sono là? Ah sì, erano lì. Andiamo dentro, dai. Andiamo? Dai, andiamo. No, Pepe, dentro. Dentro. Mimì, vabbè, tu fai un giro. Solo perché Pippo non era ancora uscito. E allora l'ho fatto uscire, ma se no... Vabbè, adesso faccio colazione. Mi sono preparata, mi sono vestita come ieri, perché io sinceramente al mare non so quanto caldo ci sia. Perché qui da noi si sta bene, però al mare c'è il mare, appunto, c'è l'aria fresca, magari fredda, non lo so, dovrebbe essere ventilato, al mare è sempre ventilato. Quindi niente, adesso mi sono preparata, poi in caso mi porto qualcosa di più leggero. Tipo, dai, vieni, bravissimo, ecco. In caso mi porto qualcosa di più leggero, tanto basta mettere in macchina e via. E cos'altro devo dirvi? Niente, non so come vestirmi. Boh, intanto mi sono vestita così, poi metto un'altra maglia sopra, quella che avevo ieri, alla fine mi vesto uguale e tanto è roba pulita e profumata, sì che mi metto anche questa e poi mi porto magari un cambio, se dovesse essere diverso il clima. Purtroppo io non so mai come vestirmi quando andiamo là in questa stagione, perché potrebbe esserci caldo come no. Tipo l'anno scorso c'era caldo, ma non è detto che quest'anno sia la stessa cosa. Adesso faccio colazione, perché prima mi sono voluta preparare, non ho neanche pulito casa tanto staremmo via tutto il giorno, quindi non ha senso andare a pulire, sarebbe solo perdere tempo. E questi capelli, devo mettere la cera. Mi sono proprio brutti da vedere, stanno proprio male. La Franz non c'è, che è andato un attimo a San Vito, quindi faccio colazione. Per colazione ho preparato questi. Io me ne mangio 2. Fanno male, non importa, io me ne mangio 2 oggi. Dov'è preparo la tovaglia, perché quella roba poi sporca tantissimo. Ed è quasi meno un quarto alle 9. Ma come tempi ci possiamo stare, nel senso che non vogliamo arrivare giù troppo presto, perché comunque è inverno, non è estate. D'estate è un conto, ma d'inverno, cioè, sì, ti fai la passeggiata, ma non puoi arrivare giù prestissimo. Anzi, devo cambiarmi i calzini perché ho quelli grossi, devo mettere quelli sottili perché se andiamo a camminare, vorrei mettermi le scarpe quelle per camminare, perché comunque una passeggiata la faremo. E ogni volta che andiamo a Jesolo facciamo i chilometri, chilometri e chilometri, perché lì è molto semplice fare tanti chilometri. Qua in montagna invece è tutto un falso piano, alla fine vai in salita, o vai in discesa o vai in salita, è difficile fare i chilometri. Invece in pianura, al mare, è molto facile, per mia esperienza. Ah, sapete cosa potrei fare? Usare una delle nuove ciotoline, ci metto un po' di latte e ci metto un po' di latte, tac. Secondo me è carina, che bella che è. Oh, devo risistemare anche le unghie. Questa si è spezzata, questa anche,
e il resto sono più o meno intere, ma devo rifarle. Che carina, spero vada in microonde. Non l'ho letto. Andrà in microonde? Sapete che non lo so? Non c'è scritto. Sì, tra l'altro non ho neanche tolto l'etichetta sotto. Sì, in teoria sì. In teoria sì, dovrebbe andare anche in microonde. Oh ragazzi. Cioè io faccio le cose, ci penso solo dopo. Oh, ci sta perfetta anche qua sotto, perché con la tazza, quella che uso di solito più grande, lì non ci sta. Sì che devo tirare fuori il cassettino, piegare la tazza, ogni volta è un casino e rischio di far cadere fuori tutto. Vado, faccio colazione che è arrivato Franz, magari mangia anche lui qualcosa.